per iniziare un corso a Lugano e sono con Stefano. Per me è un onore perché sono all'Hotel Ceresio, dove ci ospita una volta al mese ormai. Sì, quasi, sì. Sì. Quasi un... Tranne agosto, dai, ci lasci tranquilli ad agosto. Un appuntamento fisso. Un appuntamento fisso, e mi ha detto facciamo una pillolina qui perché questa è la vecchia... È la vecchia Lugano, è il vecchio lungolago di Lugano, questo è il municipio e qui vedi come io no. Ah, ma c'era il lago? Sì, questo qui è mio nonno. Ah, tuo nonno, nell'immaginario. Sì. Oggi sai cosa volevo fare? Raccontare a chi ci ascolta una pillolina sull'aiuto. Nel senso che c'era un racconto sulla foresta, c'era un uomo che andò in vacanza in un posto in montagna, si addentrò dentro la foresta e si perse. Cercò tutti i sentieri invano, non riusciva a trovare la via maestra. Un altro uomo, anche lui stessa cosa. A un certo punto si trovarono e si chiesero: ma scusa, mi sai indicare dov'è la via? E uno disse all'altro: no, mi sono perso anch'io. Qual è la soluzione, secondo te? Come possono uscire dalla foresta? Sai cosa hanno fatto? Uno ha chiesto all'altro quali sono stati i sentieri che aveva percorso, perché almeno così quelli li escludevano a priori. È un po' complicato, però pensa una cosa: quante volte le persone sono più invidiose? Cioè, se uno ottiene risultati, se uno anche, non so, anche tu nel tuo hotel hai bei risultati, ottieni belle cose, poi cosa succede spesso? Che c'è più invidia che l'umiltà di chiedere come hai fatto, aiutami. Sì, è vero. Non so se sei d'accordo, puoi anche dirmi no, hai ragione. Infatti certe volte è sempre meglio essere invidiati che compatiti. Quello sicuramente, sempre meglio di essere invidiati che compatiti, però sai cosa ho scoperto in questi anni di vissuto e di esperienza? Che se tu invidi non diventerai mai, non andrai mai a livello successivo. Beh, perché la tua energia la andrai ad investire per invidiare, per fare la vittima perché non hai. Chi crea non ha tempo di andare a vedere o di invidiare qualcuno, chi crea ha tempo per creare, chi invidia e chi non aiuta gli altri ha il tempo solo per demolire, ed è più faticoso demolire che creare. Certo, quello sì. E dalla vecchia Lugano è tutto, dall'Hotel Ceresio, è bellissimo, siamo in centro Lugano. Ciao e alla prossima. Ciao, ciao, ciao. You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try. You don't have to try.